Serata di beneficenza pro Telethon ieri sera al Teatro Panoramica dei Templi, promosso dal Centro Culturale Renato Guttuso di Favara, presieduto da Lina Urso Gucciardino. La serata è stata presentata dal nostro Giuseppe Moscato e da Anna Alba. È stata la naturale prosecuzione del premio Mimosa d'Oro, in quanto tra le premiate c'era Francesca Pasinelli, direttrice della Fondazione Telethon, ente di ricerca al quale è andata la solidarietà ieri sera. Sul palco, tra gli applausi scroscianti del folto pubblico, si sono esibiti i cantanti Gloria Truzzolino, accompagnato al pianoforte dal maestro Antonio Giulio Zambito, il cantautore favarese Lillo Puccio, che ha fatto omaggio a Massimo Ranieri, e l'attore, cantante e regista Giovanni Moscato. Ospite della serata il comico palermitano Sergio Vespertino, accompagnato alla chitarra dal maestro Pierpaolo Petta. La presidente del Centro Culturale Guttuso, Lina Urso Gucciardino, nel ringraziare i presenti per la loro sensibilità, ha ricordato il grande valore di Telethon e il lavoro che fa per la ricerca, che ha consentito di salvare migliaia di vite umane. Te contavi i piccioli toccannole, sai, una sacchetta faceva fino a 3 busti ci arriva, ma domani 4 busti non ci arriva, assettava già un cameriere e tu già suonavi fritto, per lei? E lei, ne capricciosa! Per lei? Che tutta la margherita non c'è niente,